Passo la parola al dottor Moreno De Rossi, che non solo rappresenta il collegio dei primari, quello veneto, dei primari e dei clinici universitari di psichiatria, ma è anche il padrone di casa in qualche maniera, essendo il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Venezia. Quindi è con grande piacere che gli do la parola. Grazie Paolo per l'invito e mi complimento molto per il livello e l'apertura culturale e scientifica di tutti gli interventi che ho sentito oggi e questo mi permette anche di dire una serie di cose che avevo in mente, che avevo pensato, insomma. Partirei con alcuni aspetti che sono già stati citati, ma che sono dei presupposti imprescindibili per fare un ragionamento su tutto il lavoro che voi state portando avanti, cioè quello della consensus. È stato evidenziato che i disturbi mentali comuni di fatto non sono presidiati, cioè di fatto non ricevono una risposta, perlomeno a livello pubblico. Questo c'è un gap incredibile in rapporto alla quantità della domanda che è già stato evidenziato, ma soprattutto all'entità della sofferenza che si porta dietro, perché il concetto di disturbo mentale comune non rende ragione appunto dell'entità della sofferenza che c'è dietro a questo. E questo è un primo dato di fatto. Il secondo punto è che gli interventi che possono essere proposti sono diversificati e vige il modello di riuscire a poter dare la risposta più appropriata a seconda dell'intensità e della gravità del problema. Qualcuno stamattina, non mi ricordo se dottor Mezzina o De Girolamo, diceva che la stepper care è superato come modello, però non è superato appunto il concetto che noi dobbiamo proporre diversi livelli di risposta a seconda dell'intensità e della gravità del bisogno. Questo è un punto centrale e dico questo perché noi dobbiamo riuscire a fornire risposte di questo tipo creando delle possibilità di passaggio a livelli di maggiore intensità assolutamente rapide. Cioè questo vuol dire che dobbiamo creare dei sistemi, chiamiamoli dei dispositivi di cura, che abbiano la capacità di evitare soluzioni di continuità, addirittura creando anche delle aree di sovrapposizione tra i diversi livelli di gravità. Questo è un punto che poi riprenderò in una serie di considerazioni finali che faccio. Un altro elemento, appunto, dicevo, gli interventi che si possono proporre sono vari, le linee guida ci sono di grande aiuto e sono sostanzialmente unanimi e chiare da questo punto di vista. C'è un primo livello che è quello degli interventi psicologici di bassa intensità, che è il primo livello, come dire, dal punto di vista prioritario che deve essere proposto all'interno della psicoeducazione, l'autoaiuto guidato, non guidato, eccetera. C'è poi un secondo livello in cui le linee guida sostanzialmente in modo simile mettono sullo stesso piano, pur differenziando la tipologia di interventi, ma mettono sullo stesso piano le cosiddette terapie ad alta intensità che corrispondono sostanzialmente alle psicoterapie strutturate, all'intervento farmacologico. Ripeto, la maggior parte delle linee guida non creano dei sistemi gerarchici o di sequenzialità in questo, superando una dicotomia, una contrapposizione tra bio e psico che ritengo assolutamente antistorica, antiscientifica e per quanto mi riguarda anche antietica. Anzi, sottolineano soprattutto che serve una elevata integrazione e che è importantissima la scelta poi dell'utente, di chi deve usufruire di questo intervento, ovviamente adeguatamente informato. È qui che sorge il problema, perché poter far scegliere all'utente il tipo di intervento non è semplice. Oggi la possibilità di poter scegliere un intervento psicoterapico è assolutamente più limitata rispetto a quello dell'intervento farmacologico. È stato già citato, faccio un esempio molto casalingo, ma insomma il nostro dipartimento ha 50 psichiatri e 10 psicologi, per cui nel momento in cui noi dobbiamo proporre un intervento, la scelta, insomma, non è che, tenendo presente poi come dire, il rapporto di tempo che ciascun intervento richiede, che è abissale.
Allora, tutto quello che sto dicendo, come dire, la questione che dobbiamo porci a questo punto è, a fronte di questo gap, a fronte di questa assenza di risposta, soprattutto per appunto i disturbi mentali comuni, che cosa possiamo proporre? Prima citavo dei dispositivi di cura. Dispositivi di cura che appunto devono essere gli interventi di bassa intensità dal punto di vista degli interventi psicologici di bassa intensità, ma anche quelli di alta intensità. Il punto è dove proporli e come proporli. Sul dove proporli mi pare che ci sia anche una visione abbastanza condivisa che l'ambito deve essere quello delle cure primarie. Mi pare questo viene espressamente citato nella Consensus Conference. Non ricordo se viene citato espressamente quello che è la prospettiva futura, che è quella delle case di comunità. Io penso che le case di comunità siano effettivamente il luogo di elezione per poter individuare un ambito in cui proporre questi percorsi di fatto. Più complicato è capire in che modo, e su questo penso che possiamo aprire un confronto che sarebbe molto interessante. Mi rendo conto che siamo alla fine, sta per aprire un nuovo convegno, ma ripeto, sarebbe effettivamente molto importante. Allora, il Veneto nell'aprile 2022, quindi pochi mesi fa una delibera in cui individua chiaramente, per cui già nel Veneto dà un indirizzo molto particolare, che è quello di creare delle equip multidisciplinari nelle case di comunità afferenti ai centri di salute mentale. Ecco, su questa visione penso che ci siano ovviamente opinioni e prospettive diverse. Io faccio outing, sono assolutamente favorevole a questa cosa. Non ho contribuito a questa normativa che ci è piombata a tutti, nel senso che non siamo stati consultati né come direttore di dipartimento né come collegio, per cui insomma con molta libertà dico che ho però apprezzato. Ovviamente allora, i limiti sono enormi, quelli dei centri di salute mentale. Io difenderò sempre i dipartimenti perché fanno un lavoro incredibile con le risorse che hanno, però i limiti sono notevoli. Allora, innanzitutto sono orientati alla patologia grave, ma questo è nella loro storia, nel loro mandato. Sono nati nel momento in cui sono stati chiusi i manicomi, per cui il mandato era quello di occuparsi dei disturbi mentali gravi. Però il modello dei centri di salute mentale è un modello avanzatissimo. Si basa su alcuni principi che ne cito tre, avanzatissimo non solo per la salute mentale, ma io credo per tutto l'ambito della sanità, della medicina. Innanzitutto la multidisciplinarietà. I centri di salute mentale hanno una cultura e un'operatività basata sulla multidisciplinarietà. Tutte le figure professionali lavorano ormai da anni assieme nella gestione, e non poteva essere diversamente, nella gestione della complessità delle patologie gravi. Ma il problema, l'aspetto della multidisciplinarietà è centrale per ogni forma di approccio anche ai disturbi mentali comuni. La stepped care di fatto si basa su un principio di multidisciplinarietà. Peraltro i centri di salute mentale, che devono essere adeguatamente implementati, questo va sottolineato 10 volte, adeguatamente implementati, con figure professionali, penso agli psicologi, penso anche ai tecnici della riabilitazione psichiatrica, ma non solo implementati sul piano delle risorse, ma anche sul piano della formazione, sul piano culturale, ma questi centri di salute mentale e dipartimenti sono abituati anche a trasformarsi. Negli ultimi 20 anni l'impatto di tutta una serie di quelli che chiamiamo i nuovi bisogni emergenti sta costringendo i nostri dipartimenti alla trasformazione. I disturbi alimentari, ad esempio, ma i disturbi della personalità. Oggi i nostri dipartimenti si stanno approcciando con pochissimi mezzi, ma ad esempio anche quelli che sono i modelli di intervento, il metodo Gunderson, la DBT, cioè modelli in cui di fatto l'approccio puramente medico è assolutamente limitatissimo, se non fallimentare. E si stanno trasformando in questo senso. Ma anche tutta una serie di interventi di tipo psicosociali evidence-based
vengono oggi forniti da figure professionali come i TERP, ma anche gli infermieri adeguatamente formati, e loro con una certa autonomia o con supervisione di fatto forniscono dal social skill training al rimedio cognitivo all'illness management, cioè ormai hanno acquisito una capacità che fino a 10 anni fa nei dipartimenti di fatto non c'era neanche questa richiesta, insomma. Allora, dicevo, la multidisciplinarità è un aspetto operativo, culturale, un patrimonio dei centri di salute mentale che è potentissimo. Un secondo aspetto che connota l'operatività dei nostri centri di salute mentale è la transmuralità. La stessa equipe gestisce la situazione lieve, con percorsi longitudinali, fino anche al momento dell'urgenza, sulle 24 ore, nel momento in cui uno arriva in pronto soccorso, perché l'attacco di panico arriva in pronto soccorso, con altissime percentuali. Le somatizzazioni arrivano in pronto soccorso. La stessa equipe, questo è un modello di lavoro che abbiamo solo noi, di fatto gestisce dalla situazione più lieve, o ha comunque le potenzialità per gestirlo, fino all'urgenza H24. Non dico la stessa persona, ma la stessa equipe di lavoro. Un terzo elemento è quello della capillarità sul territorio. I centri di salute mentale sono gli unici che hanno un modello di lavoro che è molto simile a quello dei medici di medicina generale. Il medico di base ha un determinato territorio, lavora in un comune, ha un ambito che segue. Le equipe dei centri di salute mentale lavorano esattamente allo stesso modo. Hanno un ambito territoriale, quasi tutti, e lavorano su una determinata area di popolazione. Allora, ripeto, qui sarebbe interessante aprire un grande dibattito. Quello che volevo sottolineare è che, come dire, il modello non è sbagliato, il contenitore non è sbagliato, il contenuto va riaggiornato, implementato, rivisto, trasformato fortemente, ma il contenitore non è sbagliato. Il modello, secondo me, è un punto su cui si può lavorare, su cui si può discutere. Ce ne sono anche altri assolutamente validi, però ecco, la sfida è forse la rilancio, il prossimo convegno magari si può fare questo passo ulteriore. Sarebbe interessante confrontarci su quelle che sono poi le modalità di approccio più efficaci, perché poi l'obiettivo è effettivamente quello di riuscire a raggiungere i bisogni della popolazione che, insomma, è già stato osservato, sono altissimi. Vi ringrazio.